Se avete un e-bike, io penso che qua ve la spassate veramente alla grande. Per spiegarvi un attimino il giro che abbiamo fatto, adesso noi vi mandiamo al Allora, giusto per capire, la cosa più importante è dove parcheggiare, ve lo mettiamo qua e poi vi spieghiamo un po' tutto quanto. Parlando con un caro amico che abita a Tarcento, un giorno mi ha detto: ma perché voi non prendete partite da Culao, che sopra Tarcento ci sono un sacco di sentieri molto belli, semplici e interessanti. Oggi volevamo fare una giornata relax, eravamo curiosi, quindi siamo arrivati a Culao, abbiamo parcheggiato la macchina e adesso iniziamo a esplorare un po' la zona. Bartender, please. I need a shot and I'm begging on my knees. The way to fight is one battle at a time. You may have won today, but I'll see you at the finish line. Guarda, solo per fare il video figo. La strada è quella lì sopra, Allora, il giro che stiamo facendo oggi è abbastanza incasinato, quindi mai come in questo video vi rimanderemo alla carta tabacco per spiegarvi in modo dettagliato quello che abbiamo fatto, perché la zona è veramente molto bella, è ricca di percorsi, sentieri. Allora, qua c'è il sentiero delle cascate, poi c'è il sentiero di Monte Fayette, la cascata di Tulin, cioè c'è veramente tanta roba. Sono tutti tracciati in mezzo al bosco, molto piacevoli, non difficili assolutamente, e tra l'altro a questo punto anche consigliati d'estate perché tutti ombreggiati e mai in battuta di sole. Non ci sono grandi panorami, però chi vuole fare una passeggiata piacevole nel bosco, rilassante, eccetera eccetera, beh, allora questa zona è perfetta. Adesso noi continuiamo il percorso e, come vi ho detto, vi mandiamo la carta tabacco dopo e niente, andiamo avanti. Allora, eccoci qui alla carta tabacco, vi spieghiamo brevissimamente quello che noi abbiamo fatto. Siamo arrivati a Culao, abbiamo parcheggiato la macchina qui e subito abbiamo preso questo sentierino che ci ha permesso di risalire fino ad arrivare al Monte Chiampeon. Dal Monte Chiampeon abbiamo proseguito, siamo arrivati fino qui, abbiamo svoltato a sinistra, di nuovo a sinistra, siamo scesi fino all'agriturismo, poi ve lo scrivo qua, e dopo l'agriturismo, una cinquantina di metri sulla sinistra c'è un cartello illustrativo che vi indica l'inizio di questo sentiero. Lo prendete, svoltate di nuovo a sinistra, prendete il sentiero di Monte Fayette, lo percorrete tutto fino a questo punto, poi svoltate di nuovo a sinistra direzione Monte Chiampeon, andate avanti. A un certo punto qui c'è un sentierino piccolo sulla destra, però è segnalato, che vi riporterà sulla strada per ritornare indietro dove avete parcheggiato la macchina a Culao.
Allora, il secondo percorso l'abbiamo iniziato partendo da Tarcento, abbiamo lasciato la macchina di fronte al comune di Tarcento, da qua abbiamo raggiunto il sentiero che inizia qui, l'abbiamo percorso fino ad arrivare a Borgo Spizzot, qui vi lascio la foto di dove prendere la seconda parte del percorso. Poi siamo scesi, invece di prendere questa parte qua che era particolarmente erbosa e impraticabile, siamo ritornati alla macchina lungo la strada asfaltata. Alla fine siamo andati a visitare le cascate di Grostis e abbiamo parcheggiato la macchina qui, abbiamo camminato lungo la strada asfaltata, poi abbiamo preso il sentiero a destra e in questo punto qua ci sono le cascate. Con questo il video termina, noi come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto, vi aspettiamo al prossimo, un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca.